La comunità di Villagrande della frazione di Villanova, poco più di 3.500 abitanti, registra 4 centenari viventi, tutti di sesso maschile. La prevalenza degli uomini sulle donne in fatto di longevità è una costante che a Villagrande si registra a partire dal 1886, in netta controtendenza con le altre aree del mondo, dove sono le donne a prevalere sugli uomini oltre la fatidica soglia dei 100 anni. Il fenomeno Villagrande è studiato da un'equipe internazionale di demografi e antropologi, mentre una troupe della TV francese sta intervistando gli anziani del paese riguardo al loro stile di vita e alla loro alimentazione, per un documentario scientifico dal titolo I misteri dei centenari. Chi non ha problemi a rilasciare interviste è certamente Giuseppe Murino, che ha compiuto da poco 104 anni. Abita nella frazione di Villanova, utilizza con disinvoltura il telefonino e l'SMS per le sue comunicazioni e ricorda con dovizia di particolari il bombardamento di Cagliari, dove lui prestava servizio come militare nel Genio Trasmissioni. Io ero a Santa Teresa in prima linea e sono partiti due apparecchi da Iaccio e hanno bombardato a Cagliari e a Erbatas. Il sindaco Giuseppe Loi pensa ad un grande convegno scientifico capace di proiettare Villagrande e l'Ogliastra come terra dei centenari, merito dell'aria buona e dei cibi genuini prodotti alle falde del Gennargentu. Se no è guai, lascia correre, non pensare a queste cose.